Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, le notizie della Sicilia in 3 minuti. Nuovo accordo Stato-Regione sblocca i concorsi. Un risultato importante per il presidente Schifani e l'assessore all'economia Marco Falcone. Via libera al nuovo accordo Stato-Regione che consentirà di assumere fino a 750 nuovi dipendenti, colmando parzialmente i vuoti di organico dovuti alle migliaia di pensionamenti. Lo Stato trasferirà alla Regione anche 300 milioni di euro rispetto ai 200 milioni del 2022 per compensare la maggiore compartecipazione della Sicilia alla spesa sanitaria. Ponte sullo Stretto, a quanto ammontano i fondi? Appena finito ieri il Consiglio dei Ministri, Salvini ha cominciato a vantarsi del fatto che nella finanziaria, per merito suo, vi era la copertura integrale dei fondi necessari al Ponte sullo Stretto e per l'intera giornata ogni esponente della Lega siciliana ha fatto un comunicato stampa incensando il proprio segretario. Dopo un po' si è capito che erano stati stanziati soltanto, come era ovvio, i fondi per avviare i cantieri, ma fino a sera non si era ancora compreso quanti fossero. Il ponte è un'esigenza della Sicilia, ma ha bisogno di concretezza e di trasparenza e non di stupide vanterie di partito. La Sicilia investe nel ponte 1 miliardo e 200 milioni. Non si sa ancora quanti fondi lo Stato ha stanziato per il ponte, ma la regione siciliana ha deciso, dimostrando un forte senso di responsabilità e di consapevolezza, di stanziare 1 miliardo e 200 milioni per la sua realizzazione, il 10% dei 12 miliardi necessari, utilizzando soprattutto la programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione, una scelta autonoma del governo Schifani che fa onore alla Sicilia e ai suoi abitanti. Il centrodestra governa ma continua a litigare. Ieri era prevista una riunione di Schifani con i segretari dei partiti del centrodestra per l'avvio del percorso di scelta dei manager della sanità, ma i presenti sono riusciti a litigare anche su chi doveva partecipare. La segretaria della Lega, Annalisa Tardino, aveva delegato l'onorevole Marianna Caronia, la cui presenza come capogruppo veniva contestata da Caruso di Forza Italia, che ha poi parlato di un equivoco formale. La riunione è stata aggiornata, ma la Lega ha protestato contro Forza Italia perché anche Fratelli d'Italia e MPA erano rappresentati da 2 persone. Se qualcuno vuole decidere anche le delegazioni degli altri partiti, siamo davvero messi male. E la DC di Cuffaro contesta anche il riacquisto dei palazzi. L'assessore regionale democristiano alle autonomie Andrea Messina frena l'operazione sponsorizzata dall'assessore all'economia Marco Falcone di riacquisto di 33 palazzi venduti ai privati nel 2007 e ripresi in affitto a prezzi altissimi dal governo Cuffaro. Si apre così un altro capitolo dello scontro nel centrodestra. Per concludere l'operazione la Regione dovrebbe passare attraverso il Fondo Pensioni dei Dipendenti, che dipende dall'assessorato alle autonomie. Messina è perplesso e scrive una lettera infuocata a Schifani chiedendogli di bloccare Falcone e Schifani resta in silenzio. 26 milioni per digitalizzazione e sicurezza. La regione siciliana utilizzerà i 26 milioni del PON legalità per portare avanti la digitalizzazione della pubblica amministrazione e la sicurezza dei cittadini. Soldi spesi nella cosiddetta cyber security per affrontare una delinquenza sempre più sofisticata sul piano tecnologico. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.